E ben ritrovati a tutti dalla redazione di Telechiara, ben ritrovati ad Euronauti, la nostra rubrica settimanale dedicata all'Europa, un piccolo spazio che vuole essere un viaggio periodico nel gran mare dell'Unione Europea, alla scoperta dei suoi protagonisti e dei suoi tesori. Con i suoi 27 Stati membri, ogni volta ve lo ricordo, tra cui c'è chiaramente l'Italia. L'Europa è infatti la più vasta area integrata al mondo, sia dal punto di vista geografico sia in termini di potenzialità economiche e politiche. In questa grandezza capita di perdersi, noi di Euronauti diamo il nostro contributo per darvi coordinate di navigazione in questo grande mare dell'Europa. E quindi di volta in volta vi facciamo conoscere appunto l'Unione Europea attraverso le persone che la attraversano, con notizie, interviste e molto altro ancora. Cominciamo questa nuova puntata di Euronauti con alcune notizie che riguardano però da vicino proprio il Veneto. L'Unione Europea infatti plaude agli sforzi degli agricoltori delle regioni attorno al Po per tutelare il territorio. Sono molti i casi italiani, in particolare delle zone che gravitano attorno alla pianura padana, citati come buone prassi in uno studio appena pubblicato a livello europeo sulle capacità dei produttori agricoli di offrire beni e servizi ambientali come la tutela del territorio, delle risorse idriche e delle specie a rischio di estinzione. Tra le 8 esperienze proprio a livello regionale presentate in dettaglio, una proviene dalla Regione Veneto e riguarda i sistemi di allevamento in alta montagna e la maggiore intensità nella produzione di colture permanenti. Lo studio pesca nell'ampia gamma dei beni pubblici ambientali e sociali forniti dai produttori agricoli italiani, spaziando dalla coltivazione di riso nelle pianure piemontesi e lombarde all'iniziativa delle cosiddette oasi verdi e della Plasmon in Veneto, dove gli agricoltori sono impegnati a coltivare con minor impatto ambientale. Viene anche sottolineata come buona pratica l'iniziativa Chilometri Zero e dei sempre più diffusi farmers market che mettono in rete le aziende agricole di tutto il nord-est, per esempio per ridurre i costi di trasporto non soltanto dal punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista ambientale. Coldiretti è l'organizzazione che sostiene la vendita diretta dei prodotti a livello locale in modo che il cibo appunto non viaggi troppo a lungo nelle nostre strade. Altro esempio anche l'ecoturismo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. In modo particolare l'esperienza ha notevolmente contribuito a ridare vitalità in moltissime zone rurali dove i turisti vengono attratti anche dalla qualità e dall'autenticità dei prodotti associati proprio a queste terre. Di diverso avviso invece quest'altro progetto parte a livello europeo il progetto Schumann+, cioè il concorso per le scuole superiori del Veneto sulla cittadinanza europea. Sentirsi cittadini europei è questo l'obiettivo di questo progetto lanciato dalla Regione Veneto tramite la propria sede a Bruxelles e dalla Commissione europea rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori del Veneto. I migliori avranno l'opportunità di viaggiare in Europa e fare un'esperienza davvero europea. Il progetto Schumann+ si rivolge in modo particolare agli studenti di queste scuole superiori e prosegue un'esperienza già fatta a livello di triennio nelle medie e inferiori. I ragazzi sono invitati in modo particolare, operativamente, insomma, a gareggiare sulla stesura di un tema o di un articolo su argomenti legati alle politiche o alle istituzioni europee. La prova si svolgerà proprio in marzo a Venezia, gli elaborati verranno valutati da una commissione e i migliori verranno premiati durante la cerimonia finale che si terrà durante la giornata dell'Europa, che come ben sappiamo tutti è il 10 maggio al Teatro Olimpico di Vicenza in modo particolare, quindi una manifestazione che si terrà proprio in terra veneta. E come ha dichiarato proprio Gian Lorenzo Martini, direttore della sede di Bruxelles della Regione Veneto, la competizione è un elemento fondante per il successo stesso dei nostri giovani, delle nostre generazioni. Questa, come altre iniziative, fanno leva appunto sull'entusiasmo di chi sarà protagonista del futuro dell'Europa. Le istituzioni promotrici da diversi anni lavorano insieme del resto per contribuire alla creazione di una vera cittadinanza consapevole, critica e informata sull'Europa. E protagonista di questa puntata ritorna quindi un euronauta che abbiamo già conosciuto e che vi ho appena citato, che è appunto Gian Lorenzo Martini, questa volta incontrato però proprio nella sede di Bruxelles, a Casa Veneto. E proprio dal suo ufficio, dalla sua scrivania, ci ha spiegato un po' come è strutturato questo ufficio, qual è la sua filosofia, chi vi lavora dentro e quali sono stati negli anni gli obiettivi raggiunti. Sentiamolo. Noi siamo in questo momento a Casa Veneto, in Avenue de Tervuren 67, che è una strada molto bella, molto grande, molto affascinante. In questo momento sta anche nevicando, e nel centro storico di Bruxelles, vicino alla sede della Commissione europea, al grande parco del cinquantenario e a ridosso della sede del Parlamento, del Consiglio, insomma in mezzo alle istituzioni europee. La storia di questa sede e dell'impegno
del Veneto in Europa? È una storia lunga, la storia di questa sede è maturata direi 3 anni fa. Tenga conto che noi siamo qui dal 1997, quindi sono mai passati 13 anni abbondanti, ma la decisione di acquistare una sede di proprietà da parte della Giunta regionale è di circa 3 anni e mezzo fa, 4. Una decisione maturata dal fatto che l'esperienza di questa sede a Bruxelles era cresciuta, i risultati c'erano e quindi c'era materia su cui lavorare e materia su la quale costruire una realtà, una presenza ormai considerata solida. Quindi si è deciso di fare un'indagine di mercato e mi fu affidato l'incarico da parte del Presidente Galan. Decidemmo per un acquisto, quello dove siamo ora, che è stato un acquisto, posso permettermi di dire, intelligente, un vero business per i cittadini veneti, cioè una sede importante che è costata molto poco, che oggi vale molto di più, che usiamo per il 70% noi come struttura regionale, ma che poi ci consente di ospitare non solo molte agenzie territoriali venete, enti locali, ma anche realtà straniere che vengono volentieri a lavorare con noi, vengono a condividere il lavoro con noi. Quindi un'esperienza internazionale importante. Teniamo anche conto che, insomma, da bravi veneti, quindi da bravi amministratori, subaffittiamo appunto questi locali a questi nostri partner e questo ci consente anche poi di pagarci le spese per mantenere questa sede. Quindi ai veneti non costa nulla, è solo il prestigio di avere una vera casa Veneto sempre pronta ad aprire le porte. Perché è importante avere una casa del Veneto a Bruxelles? È fondamentale. Io, se potevano esserci delle perplessità da parte di alcuni anni fa, io credo che anche i più irriducibili contestatori di queste cosiddette ambasciatine, come volgarmente vengono chiamati dai detrattori, credo si siano ormai, debbano rimangiarsi quelle sciocchezze che hanno scritto sia nei giornali, sia dette anche nelle varie TV o in sedi diverse. È importante perché se una realtà territoriale, un governo territoriale come il Veneto in particolare, crede nello sviluppo e nell'innovazione, crede nelle relazioni con le istituzioni europee, ma non a parole, ma nei fatti, lo debba fare con una presenza costante, io direi anche, mi consento questo aggettivo, qualificata, nel senso che ci devono essere persone che hanno un senso della politica, un senso della responsabilità, ma credo anche un grande tecnicismo, cioè una grande conoscenza degli strumenti comunitari. Qua non si fanno chiacchiere, forse è un ambiente che non ammette la chiacchiera in quanto tale, ma esige di avere una conoscenza delle cose per potersi confrontare con chi ogni giorno, e mi riferisco alla Commissione europea o al Consiglio e al Parlamento, è abituato a discutere, trattare, decidere. È noto il fatto che qui in Europa, a Bruxelles, si decide quasi il 70% della legislazione che poi utilizziamo nei Paesi membri, quindi anche in Italia. Quindi credo che seguire con attenzione l'evolversi, il dibattito politico, il dibattito tecnico, non sia una cosa da nulla. L'età media del mio staff è attorno ai 26 anni, 27 anni, persone che poi, devo dire, lo dico con molto orgoglio, trovano lo sbocco professionale al 95% nelle istituzioni comunitarie, nel privato, nel pubblico italiano, in giro per il mondo. Quindi è un trampolino di lancio molto faticoso per chi deve gestirlo, perché il turnover è molto elevato, ma direi di sicura soddisfazione per chi ha la fortuna di venire. Bisogna che continui questo tipo di sforzo, questo tipo di continuità di lavoro e anche dando la fiducia alle persone che ci lavorano e che rispondono ovviamente responsabilmente del lavoro che fanno, ma che non si perda mai il filo della grande attività svolta, delle relazioni che si sono instaurate non solo con le istituzioni europee, e mi riferisco principalmente alla Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio, oltre che la rappresentanza italiana permanente a Bruxelles, ma con i nostri amici europei. Noi abbiamo una quantità di rapporti. Guardi, sto scrivendo gli auguri di Natale e vedo che tra il maggior numero di destinatari di questi miei auguri sono i miei colleghi stranieri, ma non per un fatto formale, ma per un fatto di rapporto, di relazione sui progetti, in alcuni casi anche sull'amicizia che è nata in conseguenza del lavoro. E credo che questo sia forse la cartina di tornasole più interessante. Quindi credo che
buttare all'aria un'esperienza così sicuramente importante, così bella e utile, sarebbe veramente una follia. Penso a un progetto molto importante di cui noi siamo i leader, di cui stiamo cercando adesso di firmare il contratto tra qualche settimana in tema di concorrenza e aiuti di Stato, che mira a misurare l'efficacia che gli aiuti di Stato in termini finanziari vengono dati alle aziende. Abbiamo vinto dei progetti nel settore dell'ambiente, abbiamo un progetto magnifico in corso con Israele e Palestina per una nostra esperienza di pacificazione in questa area, cioè quindi cose molto diverse ma che servono a dare la concretezza del nostro lavoro. Tenga conto che in tema di trasporti, faccio un esempio cercando di cambiare anche tema, abbiamo supportato l'azione della giunta regionale su alcune attività importanti per quanto riguarda sia le attività delle vie fluviali, e per noi in Italia è il Po, quindi una cosa molto importante, e quindi per accedere sempre più facilmente alla navigabilità dei fiumi, sia a tutta la partita della grande rete viaria della Venezia-Trieste nell'ambito del corridoio 5. Quindi sono cose molto concrete, a volte non eclatanti, che non fanno notizia magari per la stampa, ma che danno la continuità dell'operatività sulle cose. Ce la farà il Veneto ad europeizzarsi un po' di più? Intanto si è già europeizzato. Se io penso al mio amato Veneto 14 anni fa e penso ad oggi, cioè la qualità dei rapporti, la sua stessa presenza qua da noi oggi per chiederci delle informazioni, per testimoniare una realtà, vuol dire che qualcosa è cambiato. Se lei mi chiede se io sono soddisfatto della marcia, della velocità di questa europeizzazione, no, non sono soddisfatto. Però io sono molto esigente, quindi la mia esigenza va un po' calibrata rispetto a un normale trend. Io posso dire con estrema certezza e sicurezza che il Veneto tra le regioni italiane è, ma non per merito nostro, ma per cultura anche della nostra popolazione, è molto avanti e molto aperto, d'altronde la capacità internazionale dei nostri imprenditori, che sono tantissimi, ne è una base essenziale, è tra le migliori in Italia. Ma io mi paragono alle altre 4 regioni europee eccellenti. Noi non ci sentiamo a disagio nel colloquio con un land importante come il Baden-Württemberg, con le grandi regioni spagnole e i nordici. Noi colloquiamo tranquillamente con loro, lavoriamo con loro, loro ci cercano e noi cerchiamo loro. Quindi siamo in un consesso di regioni evolute. Ecco, questo 14 anni fa non c'era. Credo che questo sia un altro esempio del perché siamo qui. E con queste belle notizie noi chiudiamo questa puntata di Aeronauti e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora. Grazie per essere stati con noi.